Bonifiche a Porto Marghera, il gruppo ambientale Grilli Venezia ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori raccogliendo le criticità in un dossier. Porto Marghera, bonifiche, 18 anni. Siamo ancora al punto di partenza praticamente. Noi abbiamo fatto come Grilli Venezia un dossier dove mostriamo con questa mappa, dove è abbastanza chiaro trovare le aree appunto di non marginamento e in alcuni tratti anche aree proprio in disfacimento. Dopo opportune verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori delle bonifiche a Porto Marghera, il gruppo ambiente Grilli Venezia ha redatto un dossier. È un lavoro che abbiamo iniziato 9 mesi fa con osservazioni proprio puntuali in barca e in automobile. Ci sono diversi punti critici, abbiamo trovato che sono delle aree non marginate, delle aree che sono state un pochino sono degradate, quindi abbiamo visto ruggine, palancole in una situazione abbastanza messe male. Il dossier con tanto di documentazione video sarà consegnato a prefetto, comune e regione. Ci sono delle aree che risultano collaudate, ma i lavori non ci sono. Noi chiediamo come mai che ci venga dato atto e quindi questo lo chiediamo a tutte le autorità.